Oggi al Liceo Classico un incontro tra gli studenti e il capo della DIA, un settore sicuramente molto particolare che sta interessando molto i ragazzi. Sì, infatti questa giornata di oggi intanto ha una sua ovviamente pregnanza a livello di educazione alla legalità, perché il vicequestore Roberto Gilona sta facendo un'interessantissima relazione su un tema chiave che è questo, cioè se i beni che vengono confiscati alla mafia debbano essere di gestione esclusiva dello Stato. Ma voglio dire di più, la tematica di oggi si presta ad un'interessante iniziativa di cui il Liceo Classico e Musicale Empedocle da 2 anni a questa parte si sta occupando, e sono le Olimpiadi Nazionali di Debate. Questa tematica di oggi sarà la mozione a cui i nostri studenti parteciperanno nelle semifinali, alle quali come unico liceo agrigentino si sono appunto classificati, per cui la relazione del dottore Cilona serve proprio per preparare sul campo a questa sfida che vede proprio i licei e gli istituti che hanno voluto aderire a livello nazionale, e questa interessantissima nuova metodologia didattica che il liceo sta sperimentando da circa 2 anni, proprio che verte sulla disputa. Come sappiamo le dispute hanno le loro origini chiaramente nell'arte retorica, poi le dispute medievali, ma l'applicazione al curricolo di questa nuova metodologia significa far comprendere agli studenti che si può dibattere, discutere, ecco la spiegazione del termine in inglese, rispettando però sempre il punto di vista dell'altro, rispettando le opinioni e le tematiche altrui, per poi essere giudicati da una giuria in base alla coerenza dell'argomentazione, ai contenuti che vengono appunto esposti e anche, perché no, alle conclusioni che vengono tratte. Tutto questo perché il liceo vuole essere sempre sul campo non solo per quanto riguarda la forma, ma soprattutto la sostanza e quindi i contenuti che propone ai propri studenti. Questi percorsi prevederanno altre tappe verso queste Olimpiadi? Sì, assolutamente. Intanto avremo noi la nostra finale d'istituto delle dispute Empedocle che si terrà in una cornice d'eccezione, cioè l'aula consiliare Luigi Giglia, messa generosamente a disposizione dalla ex provincia regionale di Agrigento, oggi libero consorzio dei comuni. Queste finali, diciamo, scolastiche si terranno giorno 17 per poi accedere, appunto come dicevo, alle semifinali nazionali giorno 18 ed eventualmente, ce lo auguriamo, alla finale giorno 19. Un incontro oggi qui con i ragazzi del Liceo Classico vuol dire la DIA vicina anche alle esigenze degli studenti? Ma le esigenze degli studenti sono le esigenze delle generazioni future, quindi sono il futuro della nostra società. C'è una grande richiesta di pacificazione anche sociale, dal generale al particolare, e si crede molto, la direzione investigativa antimafia ha scommesso molto negli incontri con gli studenti, perché l'antimafia la si fa anche e soprattutto attraverso il veicolare questo nostro messaggio con chi prenderà idealmente il testimone e cercherà veramente di cambiare le società e distruggere il fenomeno mafioso. I beni confiscati alla mafia, un progetto di grande interesse? Da sempre è di grande interesse dal punto di vista investigativo. Le indagini che pone in essere la direzione investigativa antimafia sono la massima espressione delle investigazioni patrimoniali. Il sequestro e la confisca antimafia rappresentano ancora oggi uno degli strumenti principali delle lotte alla mafia. Ci auguriamo tutti che questi incontri sortiscano appunto questo effetto, una sensibilizzazione maggiore, soprattutto per le nuove generazioni, di quelle che sono le insidie delle organizzazioni mafiose su un territorio.